Ho sentito queste grida, aiuto, 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 ma al momento mi sveglio di colpo e non è che... Dopo si ripetevano, aiuto, aiuto, al momento ho pensato una ragazza da sola, non so che ora era notte, ho detto, mi è venuto così, ho detto magari è qualcuna che qualcuno sta cercando di farle violenza, non so, qualcosa. Poi a un certo punto è caduto sul lago, sta morendo, io ho tirato sulle tapparelle, ho visto questa ragazza, ma al momento anch'io mi sveglio così, ma come, chi sta morendo sul lago? Sì, sì, siamo caduti, venga, 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 venga. In quel momento l'unica cosa, ho preso il telefono, ho fatto non so neanche cosa ho fatto, 112, 113, non so neanche, nello stesso tempo mi mettevo sulle scarpe, dopo ho avvisato, guardi che qui c'è una ragazza che mi chiede aiuto, adesso scendo, vado giù, non ho fatto il giro per la strada, sono andato da sotto che è tutto buio, la strada non era illuminata, era tutto buio. Ho visto questa ragazza che era disperata, era proprio, guardi, eh, se penso alle parole che, boh, in un momento sono andato là, ma cosa potevo fare io? E dopo la ragazza si è buttata dentro di nuovo, io sono andato dietro, anch'io, eh, faccia qualcosa, faccia qualcosa. Cosa potevo fare? La macchina era capovolta, non si vedeva niente, era tutto nero. Eh, Ho provato a tastoni le portiere, ma erano chiuse. Dopo in lontananza ho sentito queste sirene e ho detto l'acqua era ghiacciata. Ma sono entrato un momento era ghiacciata, poi non sentivo più niente. Sentivo più niente, a saperlo magari se mi portavo un martello. Ma quei secondi là, cosa fa uno? Uno dei due poliziotti si è buttato dentro con me. Gli ho detto hai per spaccare l'unotola, ma erano passati minuti, già da quando che lei è arrivata lì, perché non so quanto tempo la ragazza è stata a urlare magari dall'altra parte, non lo so. E dopo è venuta su qua, erano già passati minuti. Io non so se le strade devono essere illuminate, per me sì, punto e basta. Se magari le luci si spengono in altri momenti, con questo non voglio dire che è responsabilità del... Però tutto un insieme, non lo so. Non ha esitato, si è buttato. Cosa devo fare? Mi sono buttato, questa ragazza che ha fatto il possibile e l'impossibile, si è ributtata dentro nonostante tutto il freddo, che era si è ributtata dentro. Io adesso non voglio neanche pensare alle due famiglie. È molto provato. Quando sei là impotenti, cosa si fa quando si è impotenti di fronte Io mi giravo, c'era solo questa ragazza che mi diceva fa qualcosa, fa qualcosa. Però lei ha fatto tanto. E non so, io sono qua che ancora che penso, forse se prendevo il martello andavo giù subito senza telefonare, ma non so quanto sono stato dentro, non so, ma l'impotenza di fronte a certe cose